Buon pomeriggio. Non c'eravamo accorti. Ad agosto ritorna Talenti, mi fa particolare piacere di essere seduto a fianco di Luca Bassanese. Parleremo, potete anche applaudirlo nel caso. Parleremo di musica, ma non solo, perché ovviamente con Luca è inevitabile parlare di impegno sociale. Iniziamo, tanto benvenuto, grazie alla disponibilità. Il tuo giro europeo hai trovato uno spazio per essere qui con noi all'università e peraltro ci sarà uno spazio importante il 27? 27 sarai con un concerto a Vicenza in piazza dei Signori. Saremo alle 17:30 con il CSV, il Centro Servizi Volontariato. Mi fa doppiamente piacere. Siamo ospiti della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, in particolare del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, e quindi mi fa piacere iniziare parlando di scuola. La scuola è iniziata dalle nostre parti da una settimana. Tu hai un brano che si intitola Credo in una scuola e aggiungi libera e pensante. Mi viene naturale chiederti, ma la scuola di oggi, non quella che hai frequentato tu, è libera e pensante? Ma io me lo auguro che ci sia questo desiderio di libertà in ogni persona, in ogni essere umano che frequenta l'istituto scolastico, un istituto che dovrebbe essere di educatori, prima di tutto, di persone che in qualche maniera non si fermano al nozionismo, ma che possono comunque trasmettere quei saperi che hanno imparato, magari con tanta fatica, di un percorso di studi. E solo così si può arrivare a condividere pensiero con le persone, con gli esseri umani che ci si trova di fronte. Tu che alunno e poi che studente sei stato? Io amavo osservare molto i miei compagni di classe. Ecco, cerca di dire la verità, perché mi pare che sia anche tuo papà. Sì, c'è qui presente. Cerca di dire la verità. Cioè, No, assolutamente, guarda, è che apri un capitolo, non mi aspettavo che partivamo subito con questo argomento, perché è un capitolo enorme per me, nel senso che quello che sono oggi, come tutti gli esseri umani, noi siamo ciò che siamo stati anche da bambini, no? Ciò che abbiamo vissuto, che abbiamo mangiato, che abbiamo respirato. E per me la scuola era osservare gli altri esseri umani, tornare a casa e raccontare le sensazioni di ciò che avevo vissuto a mia madre. E io passavo ore a raccontare a mia madre i miei vissuti scolastici, ma non interrogazioni, ma i momenti proprio emozionali dei miei compagni. Mi ricordo Matteo quando ruppe una matita dal nervoso e la maestra quando prese per i capelli una mia compagna, perché si presero entrambe per i capelli. E ci furono questi momenti, ma poi amavo passare davanti alle aule di sostegno. Mia madre decise di non farmi fare le scuole materne, quindi stetti molto a casa in quel periodo della scuola materna. Io lavoravo con i miei plastici, facevo le filmine, mi proiettavo con questo proiettore, facevo i miei film, mi leggevo le storie, mi raccontavo, ero molto creativo, no? E quando sono arrivato a scuola mi mancava questa creatività che io facevo dalle prime ore dell'alba, perché mi iniziarono a inserire dentro questo sistema di banchi, di mura, e quindi di conseguenza mi sentivo un po' ristretto, e quando passavo davanti all'aula di sostegno respiravo quella libertà del gioco. E quindi mi avvicinai così al mondo anche della disabilità, che poi affrontai quando decisi di scegliere il percorso dell'obiezione di coscienza con la Caritas e andai al Burci, incontra Burci, perché vedi come accade nella vita. Poi anche successivamente in terza media ebbi la grande fortuna di avere in classe con me Daniele Fabris, che è mancato un mese fa esattamente, e per me fu un compagno di classe eccezionale con la sindrome di Down, e lui mi ha insegnato tantissimo, un ragazzo al quale io ho dedicato la canzone Un uomo migliore, e lui aveva questa capacità di
trasformare con un abbraccio le mattinate anche di pioggia. Ma Luca, è arrivato prima l'impegno sociale, questa sensibilità anche verso gli altri, o è arrivata prima la musica? No, ma la sensibilità verso gli altri di per sé è l'amore per l'essere umano, nel senso io sono curiosissimo degli esseri umani. E nella finestra da fronte casa io avevo la fortuna di avere un campo con una cabina elettrica, e quel campo è ancora lì con la cabina elettrica e con un piccolo passaggio. E io ho descritto tutte le persone che passavano di lì, mi sono inventato storie su quelle persone. Ci sono persone del mio quartiere che non sanno che nel percorso mio ho dedicato a loro una canzone. E le vedevo a volte tristi, a volte sorridenti. E per me ci sono persone che non mi conoscono, io non le conosco, ma che io so tendenzialmente un po' tutto di loro, Bellissimo. almeno nel mio immaginario, perché sono sempre stato curioso dell'essere umano. Silvana Agosti, regista e pensatore, libero pensatore, lui vorrebbe appunto ha già chiesto di fare in modo che l'essere umano sia praticamente un bene eletto a bene assoluto, a bene dell'UNESCO. A quel punto, Un patrimonio. Patrimonio dell'UNESCO. Mondiale, certo. È incredibile come l'essere umano sia inferiore a un patrimonio artistico, mentre l'essere umano è un patrimonio artistico. A quel punto non ci dovrebbero di per sé essere forme di violenza o di guerre, perché sarebbe un delitto confronto a quello che è la meraviglia di questo essere. Mi pare che tu hai le stimate da libero pensatore, su questo credo che non ci siano dubbi. La musica però è determinante nel tuo percorso, musica come hobby, musica come passione. Quando diventa musica come professione? La musica per me è sempre stato un dialogo importante, prima ancora la parola, perché io faccio canzone e la canzone è parola e suono unito alla musica. E ho iniziato proprio mettendo questi piccoli biglietti dentro, infilandoli nella serranda di casa davanti alla finestra con il passaggio nel campo, dove io descrivevo le persone. Allora io infilavo lì questi biglietti. Negli anni poi mi sono anche dimenticato di aver infilato. E con mio padre, mentre aggiustavamo una serranda, è uscito questo sacchetto con scritti alcune, tipo oggi è il giorno del mio 11° compleanno, un giorno come gli altri sarà che il tempo passa. Lì io già iniziavo a scrivere i primi testi delle mie canzoni e da lì poi ho iniziato a registrare la mia voce e le mie melodie in un registratore a cassette, perché non conoscevo la musica, sentivo mio padre suonare l'armonica a casa, sentivo il nonno cantare, ma non sapevo suonare uno strumento. Il prete della mia parrocchia, Don Luca Trentin, mi fece sentire la meraviglia di mettere una melodia su un testo. No, appoggiarla su un'armonia di chitarra. Io avevo già la melodia, avevo già il testo, e lui mi disse proviamo a musicarla. Quando sentii la mia melodia su quell'armonia, gli chiesi subito i libretti e iniziai a imparare lo strumento chitarra. Da lì poi l'incontro, e lì arriviamo alla professione, quindi un percorso di gruppi, di musica, di ricerca, e poi l'incontro con Stefano Florio, che dal 2004 inizia questo sodalizio artistico che mi porta a scrivere fino ad oggi e a lavorare sulle mie canzoni e la produzione delle mie canzoni con Stefano Florio, che è un confronto continuo da allora ad oggi e dal mio primo album al mercato del 2005. 21, 22 anni di collaborazione. Siete sempre andati d'accordo? Perché ecco. Non si deve mai andare sempre d'accordo. È importante che il confronto sia sempre animato, sia sempre nel rispetto, ovviamente, però è un lavorare su se stessi. L'altra persona che in questo momento segue la tua produzione deve avere l'accortezza di rispettare la tua autenticità. Se no altrimenti ci si ritrova, come succede purtroppo in molte situazioni, a tradire se stessi, e quindi si spezza quell'essere, cioè il nostro io più profondo, con ciò che invece vogliamo far rappresentare agli altri. Lì lo descrive benissimo Gaber nella canzone L'Elastico, scritta assieme a Luporini, no? Quando si rompe l'elastico la persona si trova persa perché non sa più dove andare. Quindi chi segue la tua produzione artistica deve rispettare te stesso,
prima devi essere tu a rispettare te stesso. E per rispettare te stesso la cosa fondamentale è non dover fare qualcosa, specialmente la musica che è arte e quindi è materia sacra, non devi fare qualcosa per assecondare i gusti altrui, se non sono anche i tuoi. Due figure, una l'hai citata appunto, che è quella di Stefano Florio, l'altra è quella di André, che è stato determinante nella tua formazione, probabilmente anche nell'indirizzo di un certo tipo di proposta. Fabrizio De André è stato chiaramente un artista e lo è ancora oggi perché vive attraverso i suoi scritti e le sue canzoni, che ha ovviamente contaminato in maniera estremamente positiva tantissime generazioni. E io iniziai ad ascoltarlo appunto mentre lo scoprì andando proprio in terza media, quando un insegnante mi fece ascoltare La guerra di Piero. Tornai a casa e avevo già sentore che quella canzone si trovava da qualche parte. Andai nei dischi di famiglia e la trovai sul volume 3 e mia madre successivamente mi disse: guarda che questo è il disco che ascoltavo mentre ero in dolce attesa di te. E da lì delle frequenze in qualche modo saranno entrate e iniziai a percepire la meraviglia del verso cantato della canzone e del messaggio, dove un messaggio che in qualche modo penso, almeno parlo per me in questo momento, lo si dà prima di tutto a se stessi. Quando si scrive una canzone è perché si cerca una ragione di questo mondo. E allora quando io ho scritto brani come Confini, quando ho scritto brani come L'indifferenza, io prima di tutto volevo dare un significato a me stesso di quel momento e di quel periodo storico. C'è una chitarra, ho chiesto a Luca se poteva farci questo regalo e ci siamo accordati che quando gli arriva l'emozione la prende e ci dedica qualcosa, quindi in assoluta piena se libertà. vuoi allora, Hai visto che citato ho citato l'indifferenza, questo brano è nel primo album. Quindi siamo nel siamo nel 2005, prima esce un CD EP di 4 brani, dal titolo Oggi che il qualunquismo è un'arte, mi metto da parte e vivo le cose a modo mio. Volevo proprio mettere questo titolo perché volevo anche in qualche modo selezionare coloro che avrebbero reso breve quel titolo da coloro che invece l'avrebbero reso totale, nello scrivere anche un articolo. E lì avrei distinto coloro che... cioè, due significati, due mentalità molto diverse, no? Perché a volte abbreviare vuol dire togliere un significato profondo. E non ricordo se tu all'epoca hai abbreviato o hai allungato. Io? Io ho sempre abbreviato, ma per pigrizia. Insomma, uscì prima questo CD-EP e poi successivamente l'album al mercato. Considera che quest'album nasce dopo che io e Stefano Florio avevamo già scritto quasi 3 album che non abbiamo mai pubblicato. E sono rimasti lì nel cassetto. Abbiamo scritto canzoni e non mi rappresentavano al pubblico e dovevamo decidere anche perché il brano Confine all'interno dell'album vinse al premio Recanati Musicultura e allora venimmo opzionati da alcune case discografiche, dalla EMI e poi dalla Sugar di Caterina Caselli. Io decisi di uscire in maniera indipendente sì. Perché appunto lì era il modo per me migliore per essere me stesso e non mi sentivo allora di entrare in un mercato che non mi rappresentava e quindi iniziammo a far uscire quest'album in maniera indipendente in un percorso completamente indipendente che rimane indipendente fino ad oggi. Ascoltiamo? Assolutamente sì. L'indifferenza passa come una spina sottile, si insidia nella pelle e fa sanguinare. Ad ogni goccia c'è un figlio che cade e poi di goccia in goccia il mare. La vita è un istante d'amore d'altre cose, l'istinto che mi porta a dire tu non hai ragione. Quando vuoi giocare troppo sull'educazione, fino ad insegnarmi che si uccide per dovere. Ed io non ho più parole, ho soltanto paure. Quando ti vedo così indifferente, senza riflessi d'amore,
tara tara tira spara ta 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 ta, tara tara tira spara ta 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 ta, tara tara tira spara ta 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 ta, tara tara tira spara ta 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 ta. No, non baciarmi se non per amore, no, non toccarmi se non per amore, no, non lasciarmi, no, non lasciarmi, no, non lasciarmi se non per amore. Uomo, dove sei? Uomo, se ci sei? Uomo, dove vai? Uomo, cosa fai? Uomo, 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 uomo. Ed io non ho più parole, ho soltanto paure quando ti vedo così indifferente, senza riflessi d'amore. Tara tara tira spara ta 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 ta, tara tara tira spara ta 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 ta, tara tara tira spara ta 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 ta, tara tara tira spara ta 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 ta. Dal primo pannolino al giorno del mio primo impiego, la vita e quante condizioni. Non si può parlare, non si può giocare, non si può vedere se tutto questo è male, perché ti bruciano gli occhi. Poi ti bruciano gli occhi, troppe ore davanti a uno schermo, senza riflessi d'amore. Ed io non ho più parole, ho soltanto paure quando ti vedo così indifferente, senza riflessi d'amore. Tara tara tira spara ta 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 ta, tara tara tira spara ta 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 ta, tara tara tira spara ta 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 ta, tara tara tira spara ta 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 ta. Luca, ma in Italia si vive di musica folk? E vivere di musica in Italia è complesso perché non esiste una legge quadro sul nostro settore, esistono alcune leggi e di conseguenza non si ha la totale libertà di potersi esprimere da quando soprattutto si è giovanissimi in un percorso che si desidera fare. Mi spiego. La Francia, ad esempio, faccio un semplice esempio, Che ha invece una legge? ha una legge quadro che si chiama la legge sull'intermittence. Gli artisti intermittenti. Noi siamo tutti artisti intermittenti, anche il fonico, il tecnico luci, il cameraman, e tendenzialmente siamo dei lavoratori a chiamata. E la legge in Francia è molto semplice, fa in modo che se tu puoi dichiarare una serie di giornate lavorative nell'anno, entri di diritto ad essere un lavoratore dello spettacolo. A quel punto lo Stato francese ti dice: io ti garantisco una cifra, che sono tendenzialmente 1.400 euro mensili, per poter vivere, perché ci sono mesi in cui C'è un'attività. c'è l'attività e mesi in cui non c'è l'attività. Allora, di conseguenza, questa cifra che garantisce non è una cifra regalata dallo Stato e basta, è una cifra che quando tu hai in mano questi soldi puoi chiedere un prestito in banca, puoi accedere ad un mutuo, puoi fare la vita che fa qualsiasi altra persona che ha un lavoro diverso da un lavoro intermittente. Questo ti permette una libertà di poterti esprimere non assecondando per forza i gusti altrui, ma creando un tessuto culturale, sociale, musicale, artistico enorme. E quindi produrre nel proprio territorio dei prodotti che vengono dal proprio territorio. Noi spesso invece in Italia facciamo una musica che porta, diciamo, economia a altri paesi, perché rifacciamo le cover di altri paesi, rifacciamo dei progetti. Non abbiamo il problema di creare, perché se tu crei non hai nessuna tutela. Quindi di conseguenza, e la chiudo qui, poi è molto chiaramente complesso e si potrebbe parlare in maniera molto più ampia, anzi invito, se volessero, gli studenti che trattano materie sia economiche sia sociali. Mi è già capitato di essere invitato da sociologia alla facoltà di sociologia a Padova a parlare di questi argomenti, perché cambia proprio il tessuto del pensiero sociale e culturale.
La musica in Francia, in Germania, si inizia un concerto alle 8, 8 e mezza, per dare la possibilità a tutti, anche un concerto punk, si dà la possibilità a tutti di ascoltare tutti i generi, e alle 11 si abbassano le serrande, si va a casa perché il giorno dopo si lavora. E lì la musica è sempre presente ogni giorno ed ha un tessuto sociale enorme, perché ricordiamoci, la musica è un bene comune ed è curativa, è qualcosa di estremamente curativo, l'arte è curativa. Ascolta, non ti è mai passato, non so, a fare musica pop leggera, anzi mi metto quasi a fare rap o vado a un talent? Allora, da quando ho iniziato io non c'erano nemmeno i talent, c'erano però vari concorsi ai quali si poteva accedere, e devo dire che questi concorsi mi hanno insegnato anche a confrontarmi con gli altri. Il grosso problema attuale è che mentre i concorsi che ho frequentato io, tipo Musicultura, che ancora oggi c'è, non ti metteva tra le mani un contratto nel quale poi ti avrebbero inchiodato a vita. Gabbia. Ok, in un momento proprio di formazione, ma ti lasciavano, era uno spazio, una vetrina per confrontarti con altri artisti e poi per cercare di trovare a sua volta un contratto, un agente, un produttore. Questo cambia tantissimo, perché se io inizio in un talent e oggi si lavora one shot, una canzone, un singolo, come fa in una canzone, in un singolo, non avremmo mai avuto De Gregori, Guccini, Lucio Dalla, Venditti, Gino Paoli. Potrei fare una lista enorme. Artisti che avevano contratti da 3 dischi. Dopo 3 dischi e tournée organizzate, o riuscivi, diciamo, ad avere un gruppo di fan, le canzoni funzionavano, oppure però erano 3 dischi e tour organizzati per 3 anni. Oggi una canzone e un video eventualmente. Questo fa in modo che rendiamo impossibile la ricerca e ci stiamo perdendo tantissime menti, tantissimi artisti che potrebbero dare linfa vitale alla nostra comunità. Ascolta, molti dei temi che tu sviluppi attraverso i testi delle tue canzoni portano la discussione sul versante della giustizia sociale, dell'uguaglianza, della tutela dell'ambiente e della persona. Non hai corso o corri il rischio di essere etichettato anche politicamente? Io penso che il rischio per qualsiasi cosa tu esponga. È una moda del paese, voglio dire. Etichettare è la forma più semplice per ammazzare qualcosa e qualcuno, perché spesso è una pratica purtroppo anche molto comune. Non per questo, io ho cercato sempre di destrutturare il linguaggio senza utilizzare delle parole che fossero troppo conformi a un determinato tipo di pensiero, proprio per uscire dalla logica, da certe logiche che possono ingabbiarti. Quando qualcuno mi chiede ma allora tu sei un artista impegnato, io sono un artista che cerca di raccontare il mondo che lo circonda e ha l'urgenza di farlo perché io mi sento prima di tutto un cantore. Il termine cantautore viene coniato dalla RCA negli anni 70 per Nico Fidenco. E questo termine viene coniato per tradurre songwriter, che in quel momento in America era il genere che andava di moda. In Europa invece il termine più antico è chansonnier in francese, il bardo in tedesco, il cantore, il menestrello. Che è tutto un modo che fa parte di una scuola che parte dall'America Latina con Violetta Parra per arrivare a Woody Guthrie in America, le mondine, i canti del lavoro, i canti della migrazione. Cioè sono canti che raccontano la nostra storia. Io penso di voler creare, di fare, non creare perché non si crea nulla, di fare un nuovo popolare quando racconto la storia in quadri che sono di attualità. Ma non sono molto diversi da quel percorso di urgenza nel raccontare la storia. Diceva Fabrizio De André, non possiamo lasciare raccontare l'attualità solamente al giornalismo.
È un peccato, però va bene. No, è un peccato per me, voglio dire che sto ancora vivendo di quello. Ma No, nel senso che faccio fatica a fare il cantore. Ah, questo dici? Sì, Avresti voluto passare dall'altra parte? No, avrei voluto, però poi ho anche un pizzico di autocritica e quando mi sento sotto la doccia Ti autocensuri? sì, alzo l'acqua perché per i vicini più che altro. Ascolta una cosa, leggendo delle tue interviste, mi è capitato di sentire che tu hai definito il tuo modo di cantare una forma di preghiera e i tuoi concerti una sorta di rito collettivo. Allora ti chiedo, cosa sei? Un mediatore culturale? Mediatore spirituale? No, un extraterrestre? No, io ti dico, io non ho definito di per sé, qua c'è una piccola differenza da dire. I concerti sono un rito collettivo. Tutti. Assolutamente. Il concerto è un rito collettivo quando l'artista ha il desiderio di entrare in contatto con il pubblico. Quando non è semplicemente un'esibizione di qualcosa di già sentito, di già detto, di già scritto, di prestampato, ma quando il gruppo, il cantante, l'artista, il musicista ha desiderio di entrare in contatto, ha questa possibilità, perché tratti una materia sacra. La musica è materia sacra e devi avere rispetto. E quando tu da cantante, da artista, da musicista non hai rispetto per la musica, e questo ti si ritorce anche contro. Molte persone stanno male su questo, perché nel farlo nella quotidianità a volte magari puoi anche ingannare il destino, ma nel farlo così in maniera ampia nei confronti anche di altre persone e quindi nel buttare delle energie che non sono autentiche, ti torna in maniera potente. Quanto ti torna potente la meraviglia e la bellezza se tu cerchi di farlo con un sentimento di, lo chiamo amore, lo chiamo di cura. Il concerto è curativo. La cosa più bella, il complimento più bello per me è quando dopo un mio concerto le persone dicono sono stato bene, ascolto la tua canzone, salta per l'indignazione perché mi fa stare bene. A parte che quella canzone io l'ho scritta quando sentivo il dolore di mia madre che soffriva di depressione. E ho scritto salta, 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 non puoi farti male. E, mamma, com'è bello vederti danzare con i piedi nudi a terra, girare e girare. Ogni giorno è un nuovo giorno per ricominciare. Via la morte, via il dolore, via ogni tentazione. E lì hai come dire, lì sei curativo per te stesso. Sì, è anche una preghiera. Ma nel senso... no, c'è un'altra cosa che ti devo chiedere. Tu li vivi in maniera molto fisica i concerti. Ci sono dei anche le interviste a volte, scusami se mi lascio andare. No, ma guarda, spiegami, quando entra la parte della danza sciamanica nell'ambito di un concerto? Allora, io durante il concerto, proprio solitamente dopo salta per indignazione, e i miei musicisti e Stefano aveva compreso, Stefano Florio, che c'era questo momento in cui io danzavo e facevo questo gesto con le mani. E questa è una danza che poi a un certo punto abbiamo inserito all'interno dello spettacolo, perché io lì cerco di richiamare le anime di tutte le persone che sono presenti, cioè i loro cari e i miei cari, perché non siamo mai soli. Non siamo mai soli. E in quella forma lì... Questo l'hai detto anche, e lo vedremo dopo, quando hai registrato nel Mulino da solo, tue 31 canzoni del pianoforte. Esatto. Sì. E lì a un certo punto ho ascoltato un'intervista, tu dicevi, sì, ci abito io, ma non sono mai solo. Sì, io ad esempio acquisto, adesso non me ne vorranno i negozi di strumenti musicali, ma io acquisto solo strumenti usati, tendenzialmente. E questa chitarra è una chitarra del 78 giapponese. Il maestro Matsouka ha realizzato queste chitarre e lui ci ha messo l'anima su queste chitarre. E è arrivata dal Giappone, oltretutto è arrivata non da tanto. E a me piace comunque poi sistemare alcune cose perché comunque hanno un loro vissuto e hanno un'anima, perché gli strumenti musicali sopravvivono a noi e non sono nostri. Quella non è mia, un giorno sarà di qualcuno.
passerà di mano in mano, un pianoforte passerà di mano in mano, un sax passerà di mano in mano, non appartengono a noi possiamo comprarli ma non sono nostri, perché prima o poi noi li lasciamo a qualcuno ed è bello che se qualcuno poi se ne prende cura e magari li ama quanto li abbiamo amati noi, dipende un po' dalle energie che ci abbiamo messo dentro. Ti cito 2 titoli, uno è La leggenda del pesce petrolio, che tu hai scritto in sostegno dell'associazione Sea Shepherd, e L'acqua in bottiglia, che è divenuto un manifesto invece per la campagna referendaria per l'acqua pubblica. Queste canzoni, queste in modo particolare, sono relative ai temi dell'ambiente. Nascono da una tua idea o nascono su commissione? No, allora, la canzone L'acqua in bottiglia nasce 2 anni prima della campagna. Ero sulla statale che affianca la vecchia autostrada da Vicenza Est a Vicenza Ovest, ero presso l'ultima galleria prima della rotatoria e mentre ero al telefono con Stefano, che avevo il viva voce con Stefano che stavo parlando, e stavamo discutendo sul tema dell'album Il futuro del mondo. E ci eravamo raccontati di questo giovane uomo del futuro che iniziava a fare un percorso in un mondo dove tutto era stato distrutto. Però il giovane uomo del futuro non sa nulla del perché si trovi lì e non sa che è stata l'umanità a distruggere quel mondo. E quando si trova di fronte all'acqua e al ruscello, dice: ed io che pensavo che l'acqua nascesse già in bottiglia, che meraviglia! E lì parte in una danza. E nasce 2 anni prima. 2 anni prima. Anche Confini, ad esempio, che comunque diventa una colonna sonora, anche come canzone legata al movimento, ad esempio, dal Molin, è comunque una canzone che nasce anni prima, perché Confini addirittura è del primo CD EP che è del 2004. E io sono sempre stato molto contento di, come dire, del fatto che alcuni gruppi, alcuni movimenti abbiano sentito proprio in qualche maniera questo messaggio, questa musica. E io ho sempre detto: non ho mai avuto tessere di nessun tipo. Se condividete quello che io dico che faccio, utilizzate pure, non è un problema per me. Capitò nel percorso, appunto, in altre situazioni oltre. E quindi non sono mai nate, anche con Sea Shepherd, poi loro sentirono la canzone del pesce petrolio e mi chiesero questa collaborazione e fu bellissimo, insomma, collaborare insieme a loro. A proposito di canzoni che sono diventate manifesto, ce n'è una che credo ti abbia dato particolare soddisfazione, che è Il mondo che cambia, che è stata il manifesto del Festival del Volontariato di Padova, che tu hai cantato, credo, davanti a Mattarella. Quella canzone nasce da uno stimolo che mi diede l'amica Maria Rita Dal Molin. È da qualche anno, da un po' d'anni, che io e Stefano avevamo questa idea di portare il concerto serale del CSV al pomeriggio, perché sentivo che il senso di quel concerto era unire il mondo del volontariato con la musica e fare in modo che la musica diventasse megafono. Quindi non aveva per me senso che poi i volontari coi banchetti chiudessero tutto per lasciare spazio a un concerto serale. Secondo me era il concetto fare comunità, fare festa tutti assieme, così che anche le persone che assistevano al concerto potevano tranquillamente prima o dopo andare a visitare le varie realtà vicentine, che sono tantissime di volontariato. Fortunatamente. E lì ci venne dato questo stimolo e nacquero queste parole: è il mondo che cambia se cambi anche tu, e lì da queste parole dissi sì, ci può essere una canzone. Iniziammo a lavorarla io e Stefano, dentro c'è anche la voce di Elodie Bigre in francese, che è la mia corista e voce della piccola orchestra popolare, e nacque così questa canzone. E l'idea di quella canzone poi fu di far vedere le facce del volontariato vicentino, quindi dentro a quel video, il video non è fatto della mia faccia, ma è fatto delle facce del volontariato, che sono tante, sono bellissime e danno un'energia incredibile, pur ogni giorno lavorando ogni giorno in situazioni che hanno un grande peso, no? Ma quel peso che può diventare energia per un nuovo mondo possibile se vissuto in comunità, se non lasciate isolate, sole e disperate. Musica, ma non solo musica, c'è anche un'esperienza teatrale che ha un titolo, È un nuovo mondo, è possibile che peraltro tu hai fatto insieme con il sindaco di una città lombarda. Domenico Finiguerra, sì. Che esperienza è quella lì, diversa? Andammo per tutta Italia a raccontare l'Italia dei movimenti, dei piccoli movimenti.
E fu una bellissima esperienza con Domenico. Ci trovammo in situazioni incredibili di comunità che lavorano nell'ambito educativo, nell'ambito formativo e lì fu veramente un modo per raccontare le mie canzoni. Sai, quando, come dire, la radio, la televisione non dà più spazio al cantore, no? Il cantore va nei luoghi, è la cosa importante, si muove, no? Nella Milano degli anni 40, 50, il cantore apriva, cantava con la chitarra le storie, le raccontava, le narrava. E così abbiamo fatto. Il penultimo album a questo punto, che è Reset, giusto, che è del Sì. 2023, che peraltro, come ti raccontavo, ha anche accompagnato le mie vacanze estive, perché me lo sono particolarmente goduto, inizialmente per dovere, perché sapevo di doverti intervistare, poi per piacere quando sì. Sono felice che c'è stato questo passaggio, No, perché è stato abbastanza rapido, anche se io sono un bello tosto, non è che sono così bravo con la musica, neanche con i testi, per la verità. C'è un brano che è Soldati buoni, soldati cattivi, che è, a proposito del manifesto, un manifesto contro la guerra. Credo che calza in questo momento e che probabilmente ogni mattina quando ci alziamo dovremmo sì, fare... scrissi quel brano appena iniziò il conflitto Russia-Ucraina, i due fronti, no? E purtroppo ormai è vecchio, quindi quel brano lì. Sì, qui è come l'informazione, no? Fa passare da una parte all'altra e l'informazione che lavora su ciò che purtroppo a volte va di moda, quando invece appunto esiste anche la vera informazione ed è quella che racconta il tutto. Sono situazioni, ovviamente sono fenomeni complessi che non possono essere risolti in stati emozionali, ma devono essere appunto narrati, raccontati e partecipati anche come adesso, che è bellissimo vedere tutta la partecipazione, sebbene è un momento anche tardi. Siamo già tardi perché la narrazione che si fa oggi è una narrazione sia per tutti i conflitti, sono narrazioni che partono da lontano. Io dico, le guerre sono guerre, possono avere tutte le ragioni del mondo, ma l'unica ragione quando scoppiano è fermarle. C'è anche in Reset, c'è un tributo a De André, mi pare, giusto? Non manca. Allora, adesso c'è in Reset Bocca di Rosa. Sì. Bocca di Rosa, assolutamente sì. Sì. Ascolta. Noi nel primo album inserimmo il Bombarolo con la Cociani Orchestra di Macedonia. Facciamo questa versione. Poi adesso invece sul Reset, che poi il Reset abbiamo avuto questo grande onore di entrare nella top 10 della World Music Chart European e lì è stato un momento molto bello perché ad esempio questo mondo di DJ della World Music è un mondo veramente libero di DJ che ascoltano, che amano, che frequentano festival, che frequentano fiere, che amano la musica e non trasmettono ciò che gli viene dato, ma sono proprio radio che gestite proprio anche dall'amore, che è l'elemento fondamentale, dovrebbe essere l'elemento fondamentale di un DJ che passa musica e che la propone al mondo. Ricordo ti faccio ricordare due momenti che ti hanno visto protagonista nella tua città, cioè a Vicenza. Una è nel 2008, era aprile, credo contemporaneamente o comunque nella stessa manifestazione insieme con Dario Fo. Assolutamente Grande sì. ricordo, penso. Un ricordo bellissimo, eravamo dietro le quinte, diciamo, e chiesi a Dario, che era lì in quel momento, maestro, ti va di cantare assieme Ho visto un re? Ho visto un re. Lui mi guardò e mi disse, mi ricordi il testo? E allora, d'altra parte, con tutto ciò che ha scritto Dario Fo, e io gli iniziai a dire, ho visto un re, se l'avevi scusa, un re, che... E lui fa, bene. Poi gli dissi, io ho il testo, ti do i ganci, sì, tu dammi i ganci. Allora andammo,
improvvisato completamente. A quel punto iniziamo con la canzone, lui mi indicò così, parti tu con grande maestria, ma dovevo partire io perché i primi versi. Quindi parto, ho visto un re, se la vi scusè? Ho visto un re che piangeva. Lì arrivò subito alla sua mente e iniziò lui da solo a partire. Poi mi passava nei momenti in cui ho visto un vescovo, se la vi scusè, un vescovo. Dietro c'era Don Gallo e Dario si gira e fa Don Gallo! E Don Gallo arriva e saluta il pubblico. Cioè fu un momento veramente incredibile di improvvisazione, ma vedere poi Dario era già 82enne e stesso coetaneo di Don Gallo, e la maestria con cui Dario trasformò quella canzone assieme a un giovanissimo cantautore in un'opera di 10 minuti con Gramlò compreso, per cui lui iniziò a un certo punto, mi guardò, mi fece, non so neanche come capì quel momento lì, però io continuai ad andare avanti con gli accordi e lui praticamente iniziò, arrivano gli americani, fece tutte queste cose qui e io seguendolo, e fu geniale in questo suo Gramlò che trasformò la canzone praticamente in 10 minuti di brano. Al momento del finale, quando è sempre allegri, bisogna nostro piangere fa male al re, fa male al ricco, al cardinale, bisogna tristi se noi piangiamo. Io inizio con la chitarra, tenere la no, ah beh, fermo. Lui guarda il pubblico e fa anda triste sempre allegri. Cioè, ho detto questo è posseduto praticamente. E facemmo questo finale poderoso che sembrava che ci fosse una band di 100 elementi sul palco e fu un tripudio, un trionfo. Ricordo straordinario. Poi c'è stata un'altra tappa che ti ha visto protagonista non sul palco insieme ma sostanzialmente nelle stesse date con Marco Paolini ed è stata in occasione, credo fosse 2010, Giugno 2010. Sì, in occasione di una delle tante inaugurazioni del Parco della Pace. Allora, io ti ringrazio perché mi dai modo... No, nel senso che dopo tante inaugurazioni non è ancora il Parco della Pace. Mi dai modo di dire questa cosa a cui tengo molto. Noi ci prendemmo il Parco della Pace e ci fu un momento in cui si entrò, tutto il movimento entrò e i cittadini vicentini entrarono e ci fu uno spettacolo. Io iniziai con le mie canzoni Pesce e Petrolio, L'acqua in bottiglia, poi continuò Marco Paolini e fu un momento di partecipazione incredibile. E a me piacerebbe, lo dico, che quel parco diventasse la memoria storica di tutto questo. Perché quel parco è memoria storica per Vicenza e quando si entra in quel parco ci dovrebbe essere questa storia che arriva fino ad oggi e spero che chi oggi prenderà in mano o chi domani prenderà in mano questo percorso lo faccia con la consapevolezza che il Parco della Pace è un pensiero di pace all'interno di un territorio dove talvolta il pensiero di guerra può sopravvalere. Allora è importante il pensiero. Uscì un CD di Emergency, dal titolo Pensieri di guerra. E noi dobbiamo creare pensieri di pace, perché la pace si costruisce, non si ottiene in nessuna forma se non attraverso, qua siamo dentro un'università, si studia la pace. E la pace è diplomazia, la pace è uno studio profondo e approfondito di tutti i fenomeni legati al mondo della pace. Gandhi non era solo un passionario, era un teorico della pace, così come tantissime persone, come Gesù Cristo era un teorico della pace. E quindi abbiamo avuto Martin Luther King, abbiamo avuto Noam Chomsky, John Baez ha appena scritto una lettera al mondo, una poesia stupenda. E gli chiedono, ma perché ti senti ottimista o pessimista? E lei dice, io vi invito a leggerla perché adesso non darò il senso meraviglioso che dà lei nel leggerla, oltretutto nella sua lingua, giustamente. Però il contenuto è, io sono ottimista perché qualcuno mi ha insegnato che essere pessimisti non conviene. E il mio ottimismo però è anche attivismo e il mio attivismo è una danza. E in questo io ci ritrovo l'essenza della pace. La pace è una danza, è qualcosa che unisce l'essere umano. L'essere umano è formato da mente, da corpo e da spirito. Quando dissoci uno di questi elementi, crea qualcosa una catena che si interrompe. E allora
ripartendo dalla scuola, se non costruiamo rispettando mente, corpo e spirito di un bambino, noi stiamo creando, come diceva De André, dei cinghiali laureati in matematica pura. Noi dobbiamo sempre rispettare questa triade, questi 3 elementi. E solo così possiamo costruire quella danza che ci porterà forse un giorno a vivere in una condizione di pace, perché è costruita, studiata, analizzata e vissuta e digerita, come diceva Gaber, un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare l'idea avrei fatto la mia rivoluzione. Grande Gaber. Grande. Peraltro su questa descrizione dell'individuo, io ho intervistato domenica Federico Faggin che parla molto di la differenza, l'uomo non è macchina perché ha coscienza e libero arbitrio. Sarebbe molto interessante un'intervista doppia con te. Tanti i riconoscimenti che hai comunque ricevuto in questa carriera. Io cito il primo, che probabilmente è datato 2004-2005, che tu prima hai ricordato, che è il premio Musicultura Recanati, e l'hai ricevuto per il brano Confini, che prima ci hai citato. In Confini tu scrivi: nessuno può rubarti nulla se ciò che hai di più caro è la tua coscienza. Nessuno può rubarti nulla se ciò che hai di più caro sono i tuoi pensieri. Nello stesso brano, per la verità, tu dici anche, tu definisci gli immigrati viandanti e gli stranieri vicini. Sei orgoglioso di Confini ancora oggi, dopo sono passati 20 anni, ancora... Ma assolutamente sì. Attualissima, Assolutamente sì, perché la visione dell'altro è sempre una risorsa che può insegnarti qualcosa, no? Avere paura dell'altro, definire l'altro con delle forme di preconcetto ci porta praticamente a perdere delle occasioni, a perdere delle grandi occasioni di incontro. E quindi di conseguenza è la paura che ci frena, no? È questa dose di paura che spesso viene inserita nella nostra società, che ci porta a diffidare, no? Di tutto e di tutti. E questo non vuol dire essere disillusi, pensare che tutti ti vogliono bene, pensare che tutti ti amano, pensare che nessuno ti vuole fregare, non è questo. Ma allo stesso tempo è molto meno conveniente pensare che tutti ti vogliono fregare, che tutti ti vogliono del male, e quindi penso che ancora oggi quella canzone, quel brano che ho cantato, per me è un pensiero che io sento mio. Io dico una cosa: se dovessero rubarmi questa chitarra, la cosa che spero è che la rubi qualcuno che abbia bisogno di suonare e che magari la doni al figlio, che un giorno diventerà un grande musicista. Questo penso, no? E oltretutto non mi appartiene, perché Sì, no, ma stai tranquillo. non fatelo stasera, perché magari lasciatemela qui. No, io ad esempio sono fuori gioco. Sono fuori gioco perché non so come si usa quello strumento. Toglimi una curiosità, perché questo grande rapporto con il carnevale? Tu frequenti il carnevale di Viareggio da 15 anni ormai. Dal 2012. Insomma, quindi ho sbagliato di 2 anni, 13 anni. Adelante, che è uno dei tuoi brani, con Adelante è stato riconosciuto e premiato come miglior brano del Carnevale, forse del 2019, non mi ricordo. Perché questa frequenza che vediamo molto anche nei tuoi video, insomma, il Carnevale è molto presente. Venni invitato al Carnevale dal maestro Gilbert Lebigre, papà di Elodie Lebigre, che oggi è cantante nella piccola orchestra popolare. Mi arrivò questa lettera scritta da Elodie per chiedermi se il padre chiedeva se questa canzone Santo Subito poteva essere utilizzata in questo suo carro. E io chiamai subito Stefano Florio mi disse: perché no, nel senso, questa canzone possiamo benissimo prestarla per il carnevale, si sposa con il carro che hanno fatto. E poi cosa accadde? Che poi venni invitato. Io vedevo, come penso tanti vicentini, il carnevale lo conoscevo dalla Rai, dalla televisione. Certo.
quando mi trovai lì, mi ritrovai in questo mondo incredibile, fatto di scultori, di artisti, di opere giganti, perché il gigantismo ha un significato, farti tornare bambino. Quindi l'opera che supera i 15 metri ti fa ritornare il bambino che eri. E qui tu osservi questi giganti di cartapesta che sono elogio della fantasia. All'epoca mi chiese a un certo punto Gilbert se volevo interpretare quel brano sul carro. Io che amo andare verso il pubblico e cantare, andando verso il pubblico, pensare di avere una piattaforma Viaggiante. viaggiante, con un impianto da stadio perché montano il mondo, perché poi si sfidano tra loro praticamente, e andare verso il pubblico con questo carro fu una sorta di sogno realizzato, e capii il sentimento di Fellini che tanto amava il carnevale, il mondo circense poi che c'è anche dentro al carnevale, il mondo dell'allegoria, il mondo dionisiaco, c'è l'allegoria, c'è Dario Fo, quante volte è stato rappresentato al carnevale, quante volte è stato il padrino anche del carnevale. E lì capii molte cose e fu per me un onore esserci. Quell'anno si vinse. Io non capivo, non sapevo ancora cosa voleva dire per un viareggino, per un carnevalaro, e vincere il Carnevale di Viareggio. E fu una cosa incredibile quando vidi poi sopra il trattore una ragazza che si spogliava e dissi: ma cosa sta succedendo? Perché aveva promesso che si sarebbe tolta le vesti, dico, addirittura per la vittoria del carro, ma tutto in una forma angelica, meravigliosa, perché si celebrava la meraviglia di qualcosa che era arrivato ed era un premio per tutto l'anno, nel rispetto poi di tutti gli altri, perché è una gara nella quale c'è competizione, c'è tifoseria, non nego che non ci sia, ma c'è anche tanto rispetto e amore per l'opera altrui. E da lì non sono più uscito dal carnevale, e sono, diciamo, una sorta. Io sono felice quando mi dicono che sono viareggino d'adozione. Il Covid a te, come tutti gli artisti, vi ha un po' ingabbiati, vi ha isolati. Ecco, tu hai vinto questo isolamento e l'hai fatto vincere a migliaia di persone attraverso questa invenzione che è stata Piazza Bassanese, che è stata quella che poi ti ha portato a essere chiamato all'Università di Padova, certo, cui facevi a raccontare il fenomeno di Piazza Bassanese. Fenomeno. Sì, hai detto giusto, il problema più grande per me era vedere la situazione dell'isolamento sociale, perché molte famiglie di fan che venivano in concerti, mi scrivevano, trovarsi in situazioni dove con i figli dover descrivere, dover raccontare. Allora cercammo di combattere l'isolamento sociale incontrandoci attraverso il mezzo, e abbiamo scoperto che attraverso il mezzo può anche passare l'empatia. E qui fu una cosa veramente particolare. E io allora mi misi in diretta con la possibilità di scambiare messaggi, e quindi mentre cantavo, tra una canzone e l'altra, raccontavo la mia vita, ridevo, piangevo, e lì sono state 500 ore di diretta. Bellissimo. E a un certo punto dovetti costruire anche nella casa di nonna una sala, perché a un certo punto anche a casa della mia compagna diventava un po' ristretto. Io alle 4 di pomeriggio in condominio tenevo Piazza Bassanese con la fisarmonica, cioè cantando forte, e lì ogni giorno. Fu veramente, e oggi in questo momento, anzi la saluto, è collegata dal Messico, Italia, Yulie Mora, che ci sta ascoltando, che è un fan di Piazza Bassanese. E lei si collegò dal Messico con altre persone messicane, e c'è creato un gruppo messicano che ascolta le mie canzoni. Ascolta, a proposito di canzoni, arriviamo all'attualità quasi, anche se poi parleremo anche di futuro. Il Molino di Famiglia, che oggi abiti tu, che è il Molino Bassanese, che è una costruzione dei primi del Novecento, dei tuoi nonni o bisnonni? Bisnonni. Bisnonni, che erano Anna e Urbano. Anna e Urbano Bassanese. Lì nasce, perché l'hai trasformato in una sala di incisione, questo tuo ultimo lavoro, che è 31 canzoni al pianoforte, canzoni spogliate dagli arrangiamenti, e lì tu dici, lì mi sono messo a nudo, ed è lì che dici, non ero solo, ma mai solo in quella. Certo, ma io ancora oggi quando entro in casa la prima cosa che faccio, apro la porta e fischio,
perché avvisavo sempre nonna quando arrivavo perché non prendesse paura che ero arrivato, a volte la porta era aperta, che c'era il mulino, e lei sentiva già Luca, Luca, perché sentiva il mio fischio. E allora io ancora la chiamo e fischio. E, e ho scoperto oltretutto che per i thailandesi è un modo per richiamare le anime, il fischiare. E, e di conseguenza lì per me è un po' la casa degli spiriti, no? Perché mia bisnonna ebbe circa 20 parti all'interno di quella casa. Quella casa ora non è più abitata da nessuno fisicamente, ma è ovvio che respira di un'energia. Lì abbiamo voluto inserire questo pianoforte berlinese dei primi del Novecento, in una via che è stata una via simbolo anche del momento della liberazione, perché è via Manara, Sì. cioè il cippo, le bombe cadevano perché... Che è proprio lì vicino al mulino. Assolutamente, è attaccata. Era un mulino elettrico, perché mio bisnonno urbano era il mugnaio di Ponte Pusterla, che era un distaccamento dello Stucchi di Venezia. E lui si inventò questo mulino elettrico. E quando gli chiesero di portare l'elettricità per le aziende, c'era la Beltrame che era lì fuori di piazza, in Viale Mazzini, sì, ancora e gli chiesero il campo per la cabina elettrica, lui disse io il campo ve lo do ma dovete dare l'elettricità anche a me, perché lui aveva questa idea, un mulino elettrico. All'inizio i vicentini non compravano la farina perché diceva che sapeva di elettricità. Incredibile. E lì è iniziata questa storia, poi appunto la costruzione di questa casa e tanti figli, tante storie, figli che poi sono partiti, una parte della famiglia si trova in Brasile, e storie che si ricuciono, si ricostruiscono. Il più anziano fece le 2 guerre, perché fu Giacomo Bassanese, che fu l'ultimo dei ragazzi del 99. Io ricordo quando lui apriva i cortei degli alpini, delle sfilate degli alpini, era lo zio Giacomo, ed è per queste narrazioni, per questi racconti che io sentii in casa che poi scelsi l'obiezione di coscienza. In questi 31 brani che hai scelto, che hai riproposto, ti metti a nudo, quindi c'è una parte emozionale particolarmente che trasferisci. Ecco, mostrare emozioni, mettersi a nudo, essere vulnerabili, è un elemento... È bellissimo, perché ti fa incontrare altri esseri umani simili a te, che magari... Ma è debolezza? No. La debolezza è chi nasconde il proprio essere. La forza è proprio quella di mostrare la propria sensibilità e talvolta l'ipersensibilità. E l'ipersensibilità è qualcosa è un dono meraviglioso. Non è che un ipersensibile sia un genio confronto è semplicemente una forma di intelligenza diversa da un'altra, è una caratteristica ed è la bellezza di descrivere a volte tramite una lacrima, tramite un abbraccio, tramite uno sguardo, tramite un silenzio, la meraviglia e l'emozione che si prova in quel momento e di fronte alla quale... Anche con una lacrima. Assolutamente, di fronte alla quale tu e l'altra persona non può che rimanere disarmata. È vero che talvolta nel sentirsi disarmati le persone possono diventare anche cattive, specialmente coloro che da ipersensibili rinnegano la propria sensibilità, la rifiutano la propria sensibilità. E allora può succedere, ma quella persona tornerà a casa e penserà alla tua lacrima, al tuo abbraccio, al tuo sorriso, al tuo pianto, e forse farà un'analisi e capirà che forse di fronte a quella sensibilità c'è qualcosa di sacro, di meraviglioso, che appartiene all'essere umano. È presente, cioè molto presente. Diciamo che mamma e nonna sono state e lo sono ancora delle grandi insegnanti della mia vita, e qui mi commuovo, tocchi giustamente il lato ipersensibile. Mia madre mi ha insegnato tantissimo nella sua vita, e lei è una persona, mia madre e mia nonna sono state 2 persone molto credenti, ma con quel credo di percepire una sensazione di meraviglia, di bellezza che va al di là del percepibile, no? Di ciò che si vuole scientificamente conoscere o constatare. E mia madre nel 2014 è mancata,
E in questo viaggio che lei fece di 2 anni, di questo percorso, mi ha insegnato che non devo avere paura della morte. E questa è una cosa pazzesca, perché se vivi con questa fiducia nella meraviglia di ciò che può, ma non è descrivibile, no? Ma lei, la sua serenità nel lasciare questo mondo, lei mi ha detto una cosa: Luca, io sono morta tante volte in vita nei momenti di depressione più bui. Questo è solo un altro viaggio. Parliamo del futuro. Possiamo svelare che stai lavorando ad una cosa nuova, perché saranno brani inediti, ma in dialetto. Allora lo annunciamo ufficialmente. Sì, allora io e Stefano Florio stiamo lavorando in questo momento, dopo 15 album, dal 2005 ad oggi, stiamo lavorando al primo album che io scrivo in lingua veneta, o dialetto veneto. E è un modo per risentire vicina questa lingua, che è la lingua dei miei avi, dei miei genitori. La mia? La tua. E è una lingua che sento che mi appartiene, che mi dà un senso di profonda appartenenza e con la quale potrò raccontare il mio mondo, quello che mi ha visto nascere, diciamo, e anche delle storie, dei fatti, anche di cronaca, che sono nati qui, che hanno segnato molto questo territorio, e sarà curioso poi vedere come si potrà percepire e recepire questo nuovo viaggio. Per me comunque è un modo per risentire così all'improvviso la voce di mia madre. Era bello, bello. Tra l'altro risparmi, perché come tu sai noi non adoperiamo mai le doppie, risparmiamo lì, e neanche la L prima di A. Ad esempio al mondo io non ho mai sentito un bambino della mia generazione che abbia comprato un gelato. Abbiamo comprato tutti un gelato, cioè quindi vai anche a risparmio. Sarà pronto? E l'era bon. E tu pensa che quando sì. la cosa incredibile è che negli ultimi 2 concerti che ho fatto a Norimberga, io ho suonato nella piazza centrale di Norimberga e dall'altra parte della piazza di Norimberga c'è la gelateria bassanese che ha come slogan "E il gelato bon". Siamo fantastici. Ho Paola che mi fa un po' di segni perché siamo lunghi, ma insomma 2 cose te le devo ancora chiedere e poi magari se qualcuno, almeno 3 o 4... Ti canto una canzone se vuoi per chiudere. Sì, prima però ti devo sì, per chiudere sì. No, perché avevo letto anche che hai fatto un cortometraggio che ha un titolo che mi ha un po' preoccupato, che il titolo è "Non sparate al giornalista". Sì. Devo preoccupare adesso, dopo? No. Invito a vedere questo video che l'abbiamo voluto definire cortometraggio perché proprio l'abbiamo registrato a mo' di film e praticamente è la storia di questo giornalista che viene attaccato da tutti e da tutto e non sparate al giornalista. Sopravvive? Sopravvive e se ne va. Lui alla fine, abbiamo girato il finale. Il finale l'abbiamo girato in questa spiaggia a Viareggio e alla Bussola, il famoso locale La Bussola. A un certo punto questo giornalista con la sua valigia se ne va lungo la battigia, prende una barca da bagnino e se ne va lungo ed è dedicato a tutti, ai tanti, ai troppi giornalisti che ogni giorno muoiono per mano di mafia, di camorra, della malavita organizzata e quanti purtroppo ancora oggi in guerre muoiono giornalisti e a loro va anche il nostro pensiero. Grazie. E spero anche il nostro applauso perché sono degli eroi. I capelli lunghi e il cappello colorato sono una concessione alla moda, un vezzo o un segno distintivo? Sono un percorso anche quello. A un certo punto ho amato i cappelli in questa
in questo appartamento musicale il muro è pieno di questi cappelli. Ho visto, sì. ed è bello pensare per me che ogni cappello è stato su certi palchi, mi ricordo, ok, questo cappello è quello spettacolo, quell'altro è l'altro concerto, questo è del tour, questo è più piccolo, questo è più grande. Insomma, è un bellissimo oggetto il cappello, è un oggetto importante che ha una storia, un percorso incredibile. Tu pensa che ogni cappello ha un fiocco qui dietro, in quello che viene chiamato il marocchino, che è la parte di pelle che circonda. Questo piccolo fiocchetto è attaccato, e chi ha un cappello lo può notare, ed è dedicato a tutti i cappellai che nella storia, quando si trattava il marocchino con delle sostanze chimiche, sono morti a causa del maneggiare il cuoio, e quindi da allora, quindi ormai sarà qualche secolo, presumo, se non di più, i cappellai, coloro che sono venuti dopo, mettono questo fiocchetto dietro in ricordo di tutti. Prima di fare le domande, se il giapponese concede... Masaoka, il maestro Masaoka. Sempre lui. Allora, con la chitarra del maestro Masaoka vorrei cantare questa canzone, che non è una mia canzone, però proprio perché fa parte di un percorso, no? Il fatto di essere un cantore. Allora, l'altro giorno, pensando a che canzone avrei potuto eseguire in questo incontro, in questa intervista, ho preso la chitarra e mi è uscito per prima cosa questo brano. È un brano, il testo è di William Shakespeare, tradotto da Pasolini e venne cantata da Domenico Modugno nel cortometraggio Che cosa sono le nuvole. Io possa essere dannato se non ti amo, e se così non fosse non capirei più niente. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Ah, ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasimi. Tu non fossi mai nata, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, lei non sarà perduta. Ma queste son parole che io non ho mai sentito, che un cuore affranto si cura con l'udito. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così.
soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Grazie. Abbiamo fatto tardi, quindi un paio di domande, Paola, non di più. Qualcuno che vuole fare una domanda a Luca, altrimenti ci accomodiamo di là come nel E ci abbracciamo, ci format. parliamo. Ci abbracciamo sempre e beviamo anche qualcosa che non fa male. A me è piaciuto un sacco avere condiviso questa ora insieme. Credo che grazie a te sia stata un'ora di diffusione culturale e ti ringrazio della disponibilità. Ringrazio ovviamente la Fondazione degli Studi Universitari di Vicenza, il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università degli Studi di Padova che ci ospita e peraltro vedo che c'è il Presidente della Fondazione Adamo dalla Fontana. Il giovedì 2 ottobre avremo un evento ospitato qui ad esterno l'università che si chiamerà University, che è un inserto mensile che il Giornale di Vicenza propone parlando della università. In quel pomeriggio dalle 17:30 alle 23 circa parleremo ovviamente di formazione, avremo degli artisti, anzi se sei libero ci faresti un grandissimo regalo a venirci a trovare, anche perché all'interno dell'università ci stai a pieno titolo, quindi vedi in agenda, se vuoi farci questo regalo ti aspettiamo. Ed è forse la prima volta che l'università apre le porte alla città per essere per una sera, per un pomeriggio e sera, protagonista della città, per farsi conoscere e farsi partecipare dalla città. Ci fa particolare piacere che il Giornale di Vicenza, insieme con la Fondazione Studi Universitari, abbia lanciato questa idea che verrà celebrata il 2 di ottobre. Grazie ad AGSM, AIM, a BVR Banca Veneto Centrale, a Z Farmaceutici, al Centro Commerciale Palladio, alle Pelletterie Palladio e a proposito di cultura mi sia permesso di ricordare un altro evento promosso dal nostro gruppo editoriale Atesis attraverso Neri Pozza, perché dal 26 al 28 settembre al Teatro Nuovo di Verona ci sarà il Festival letterario di Neri Pozza Editore che si chiama Wunderkammer e tra gli ospiti ci sarà Wanda Marasco che sabato ha vinto il premio Campiello e che peraltro è edita proprio da Neri Pozza, quindi per noi è un grande motivo di soddisfazione. Grazie a Luca. Il titolo di questo incontro è Il mondo si cambia con allegria, che non è mia, con ma è l'allegria. Ma l'allegria è, se ci pensi, c'è la meravigliosa raccolta di Ungaretti, dal titolo L'allegria. E di quella raccolta c'è la poesia composta da 4 parole, Sì, M'illumino d'immenso. Allora, l'allegria, poi c'è un'altra poesia meravigliosa che è il momento in cui lui veglia l'amico che è morto in battaglia e lui dice che in quel momento lui sta scrivendo e non si è mai sentito così attaccato alla vita come in quel momento così tragico, così profondo. Ecco, l'allegria è uno stato, una situazione che ci porta ad affrontare con resilienza le situazioni, che ci predispone anche a viverle. È un concetto per me molto molto importante e mi fa piacere appunto che sia stata colta questa frase che a volte dico anche durante il Carnevale di Viareggio: il mondo si cambia con l'allegria. Questo senso di allegria che è una sorta di quel momento in cui quell'illuminazione, quel sentimento arriva magari nel momento più difficile. E Gaber la chiama l'insolita allegria, no? nella sua canzone. Ecco, mi auguro che tutti possano nella propria vita vivere più momenti di questa meravigliosa illuminazione che è
la possiamo chiamare allegria, illuminazione, possiamo chiamarla come vogliamo, ma ci dà quell'energia vitale per affrontare anche dei momenti difficili. E lo auguro a tutti quanti e lo auguro soprattutto anche a questo mondo intero che ha tanto bisogno di energia positiva. Grazie. Grazie veramente a Luca Bassanese, è stato un grande privilegio poter fare questa intervista. Adesso ti dico una cosa, a tradimento, ti ho detto che La Tempesta è stato il brano che mi ha accompagnato, non è che me ne fai proprio un po', poi che rompiballe che sono, vero? La tempesta arriva, la tempesta, la tempesta, la tempesta arriva, la tempesta, la tempesta, la tempesta arriva, la tempesta e tutto cambierà, tutto. La tempesta arriva, la tempesta, la tempesta, la tempesta arriva, la tempesta, la tempesta, la tempesta arriva, la tempesta, tutto cambierà, tutto. Grazie. Grazie. Grazie, grazie.